Buongiorno, eccoci qua per una nuova lezione di yoga. Oggi cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome, facciamo fluire il respiro in modo spontaneo, senza forzarlo, senza alterarlo e semplicemente lo ascoltiamo e cerchiamo di allontanarci da tutto. C'è solo il nostro respiro, nient'altro. Sentire questo soffio che entra, che esce dal nostro corpo e ogni respiro è un soffio di tranquillità, di pace. Bene, adesso appoggiamo le mani sulle cosce, spingiamo il tronco lateralmente, torniamo al centro e sull'altro lato. E uniamo anche il respiro. Inspiro, dentro il respiro, ricordiamoci, il respiro deve scendere bene fino in fondo. Dentro il respiro, fuori il respiro. Torna al centro, dentro il respiro. Fuori il respiro. Ancora una volta, dentro il respiro. Fuori. Torna al centro, dentro il respiro, giù fino in fondo. Fuori il respiro. E torna al centro. Adesso disegniamo dei cerchi con il tronco. Lentamente cerchiamo di fare una bella rotazione del tronco. Nell'altra direzione, ampio il movimento, lento, calmo. Ancora. E nell'altra direzione. Bene, rilassiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, le incrociamo. Cerchiamo di stringere bene l'incrocio, poi apriamo, le spingiamo lontano, rilassiamo. Ancora, braccia in avanti, incrocio, apro, allungo e rilasso. Lo facciamo ancora una volta, adesso proviamo ad accelerare un po' il movimento. Braccia in avanti, incrocio un po' più velocemente, apro, spingo lontano, giù bene le spalle lontano dalle orecchie, le mani spingono proprio lontano nello spazio e rilasso. Distendiamo. Ascoltiamo un attimo le nostre braccia, cerchiamo di percepire l'energia che si muove dalle mani fino alle spalle, teniamole completamente rilassate, sempre le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie. Adesso mani alle spalle, disegniamo dei bei cerchi con i gomiti, sciogliamo bene tutte le articolazioni delle spalle, movimenti lenti, ampi. Nell'altra direzione. E ancora uno.
Ancora un cerchio. E rilassiamo. Spalle bene aperte. Adesso faremo il solito lavoro sulle cervicali. Uniamo anche un suono. Vi faccio vedere, poi lo facciamo assieme. Prenderemo una profonda ispirazione dentro l'aria e sull'espirazione, flettendo la testa in avanti, facciamo uscire il suono il suono come se fosse qualcosa che emana dal profondo, un canto interiore che sale in superficie. Bene, lo facciamo assieme. Una bella ispirazione, giù bene il respiro, giù la testa. Sulla testa, dentro il respiro, inspiro, indietro. Ancora, su, inspiro, dentro il respiro. Ritorno, inspiro. E ritorno. Deve esserci proprio un senso di liberazione, di sollievo quando lasciamo uscire il suono. Adesso gireremo la testa da una parte poi dall'altra, uniamo il suono dentro respiro, fuori respiro. Testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, ancora una volta, dentro il respiro. Testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. Adesso faremo delle rotazioni con la testa, disegniamo dei cerchi con la testa. Il suono è faccio vedere e poi lo facciamo assieme, portando indietro la testa dentro il respiro, giù il respiro fino in fondo. Testa in avanti. Dentro il respiro. Ancora una volta, dentro il respiro. Dentro il respiro. Bene, rilassiamo, ascoltiamo per un attimo il nostro collo, teniamo sempre le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie. Cerchiamo di sentire l'energia che sale dalle spalle nel collo verso la testa. E adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta e bagnata che ci stringe, che ci dà fastidio e dobbiamo toglierla, dobbiamo liberarcene. Incrociamo le braccia
Immaginiamo di prendere la maglietta, dobbiamo far lavorare un po' i muscoli delle braccia, i muscoli delle spalle e via, ce ne liberiamo. Mentre ci togliamo la maglietta, immaginiamo di liberarci di tutto quello che ci stringe, di tutto quello che ci chiude, di tutto quello che ci dà fastidio. Ancora, su, via. Ancora una volta, su, via tutti i fastidi, via tutti i pensieri, via. E rilassiamo ancora. Adesso prendiamo una bella ispirazione, inarcando bene la colonna vertebrale, spingiamo indietro le spalle, spingiamo in avanti il torace, indietro la testa, dentro il respiro. Fuori il respiro, abbassiamo la testa e incurviamo le spalle. Ancora, dentro il respiro. Sentiamo quest'onda che sale lungo tutte le vertebre fino alla nuca. E sentiamo quest'onda che scende lungo tutta la colonna vertebrale. Ancora lentamente. Su, spingo in avanti il torace, indietro le spalle, indietro la testa e poi giù. Giù la testa, spingo in avanti le spalle e mi chiudo. Ancora una volta. Su. E ritorno. Spalle bene aperte, rilassa. Ascolta ancora per un attimo il respiro. Forse posso sentire che c'è più spazio adesso per il respiro. Adesso facciamo dei movimenti leggeri con le braccia. Le portiamo verso l'alto, leggerissime, non hanno peso. Le facciamo scendere e le facciamo salire dall'altra parte. E i nostri gesti vogliono esprimere grazia, armonia, leggerezza, bellezza, con molta calma. Braccia leggere come piume. Gustiamoli, questi movimenti lenti. Non ci muoviamo mai così. Su verso l'alto. Poi le braccia scendono e le lasciamo riposare. Adesso portiamo in avanti un braccio, dentro il respiro, giù fino in fondo, fuori il respiro. La mano sulla spalla, cerco di girare bene anche la testa, entrare bene in torsione con il tronco. Poi torno, dentro il respiro, fuori il respiro. L'altro braccio, dentro il respiro. Ritorno portando dentro il respiro. Ancora una volta, questo braccio, dentro il respiro. Dentro il respiro. Fuori il respiro. Questo braccio, dentro il respiro. Dentro il respiro.
e rilasso. Spalle bene aperte, sempre lontano dalle orecchie. Adesso sciogliamo un po' le dita delle mani. Chiudiamo le mani, stringiamo i pugni forte. Poi apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare, il mignolo. Mani bene aperte, cerchiamo di separare bene le dita delle mani. Chiudiamo il mignolo, chiudiamo l'anulare, chiudiamo il medio, chiudiamo l'indice, chiudiamo il pollice, stringiamo forte, pollice, indice, medio, anulare, mignolo, apriamo bene, mignolo, anulare, medio, indice, pollice, chiudiamo, stringiamo i pugni forte e rilassiamo. Abbandoniamo le braccia, abbandoniamo le mani, appoggiamo il dorso delle mani sulle cosce, ascoltiamole le nostre mani. Tutta l'attenzione alle nostre mani. Cerchiamo di percepire tutte le vibrazioni dell'energia all'interno delle mani, sulla pelle delle mani. Ascoltiamole con piacere. Ci sono solo le nostre mani, nient'altro. Sentiamo come si caricano di energia. Rilassiamole. Adesso portiamo le mani intrecciate sul ginocchio. Solleviamo il ginocchio e lo apriamo lateralmente. Teniamo un attimo la posizione. Ritorniamo al centro, rilassiamo. L'altro ginocchio, su lo solleviamo un po', lo apriamo, lo riportiamo al centro e rilassiamo. Ancora questo ginocchio, su, lo apriamo, ritorno, giù ginocchio, su, apro, ritorno e il ginocchio scende. Rilassiamo. Adesso ascoltiamo ancora il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome. Sentiamo il movimento del respiro. Adesso immaginiamo che il respiro entri come un raggio di sole dall'ombelico e una luce tenue si diffonde in tutto il bacino. Cerchiamo di immaginarlo, di vederlo. Il bacino pieno di luce. Questa luce scende nelle cosce, nelle ginocchia, nei polpacci, fino alle caviglie e nei piedi. Vediamolo, il nostro corpo, dalla vita fino ai piedi, colmo di questa luce tenue, vibrante. E adesso appoggiamo le mani sul cuore. Ascoltiamo ancora il respiro. Immaginiamo che il respiro entri nel torace come un raggio di sole che entri da una piccola finestra aperta nel nostro cuore e piano piano la luce si diffonde in tutto il tronco, dalla vita fino al collo.
Poi la luce si diffonde nelle braccia, fino alle mani. Dal collo sale nella nuca, sale nella testa. Adesso rilassiamo le braccia. Vediamo tutto il nostro corpo colmo di questa luce tenue. Cerchiamo di tenerlo tutto completamente rilassato, aperto, senza tensioni. Ascoltiamo il respiro che ci attraversa. Accogliamo il respiro come energia. Cerchiamo di percepire tutte le sottili vibrazioni dell'energia e tutto il nostro corpo che sta bene. Nella mente, nel cuore, una grande quiete, una grande tranquillità, una grande serenità. Grazie. La lezione di yoga è finita. Arrivederci a presto.